Siamo in provincia di Treviso, a confine fra i comuni di Zerobranco e Scorzè. Oggi abbiamo fatto l'inaugurazione di questo importante intervento di riqualificazione fluviale e ha visto la ricalibratura del Vernise, un corso d'acqua della provincia di Treviso che gestisce il consorzio, e soprattutto la realizzazione di 2 bacini di fitodepurazione. Complessivamente abbiamo riqualificato 5 km di canale, abbiamo fatto 5 km di fasce tampone, 5 ettari di bacini di fitodepurazione e 4 ettari di golene lungo il corso d'acqua. L'obiettivo, come in tutti questi interventi che realizziamo per migliorare la qualità dell'acqua della laguna di Venezia, oltre appunto a migliorare la qualità dell'acqua, è quello di incrementare la biodiversità del corso d'acqua. Sono opere realizzate con il finanziamento per la legge speciale su Venezia, per il bacino scolante, e che hanno prodotto dei benefici notevoli. Qui sono stati spesi oltre 3 milioni e mezzo, però i risultati li abbiamo visti e abbiamo visto anche l'effetto di mitigazione dal punto di vista idraulico dei picchi di piena, in collaborazione naturalmente con gli enti locali, quindi il comune, i comuni limitrofi e soprattutto la regione che finanzia queste attività e questi progetti. Qui abbiamo realizzato in tempi brevissimi e con una qualità eccezionale, perché il Consorzio di Bonifica ha queste capacità. Rimane sempre il rammarico che la legge speciale per Venezia, che è lo strumento che abbiamo usato per finanziare quest'opera necessaria, non facoltativa, necessaria, non viene finanziato dal 2011. Col Consorzio di Bonifica abbiamo un rapporto ottimale, perché grazie alla mediazione e all'intervento del Consorzio proprio si è riusciti a realizzare queste opere, facendo capire però ai nostri concittadini quale fosse l'importanza, quindi devo dire una collaborazione totale e essenziale.